Bandiera Gialla nasce da Bandiera Gialla, il fatto di essere un gruppo di amici che amavano la musica o nostalgici della musica di una volta, dagli anni 70-80, che si ritrovano per fare divertimento. Da lì nasce la voglia di unire il divertimento alla solidarietà e quindi si trasforma di fatto in una associazione che si occupa più di solidarietà e che fa del divertimento un sostegno alla solidarietà. Attualmente noi insieme con la CSV di Padova e Rovigo, che ha coordinato il progetto degli empori della Regione Veneto, gestiamo questo emporio della solidarietà in Rovigo, dove facciamo la distribuzione domiciliare dei pacchi di alimenti alle famiglie indigenti. Attualmente abbiamo in anagrafica 650 famiglie e alla quale aggiungiamo circa 150 famiglie sempre censite dei profughi ucraini che sono fuggiti dalla guerra. È un'attività che occupa la totalità di persone in quiescenza del lavoro, perché logicamente è un'attività che funziona 7 giorni su 7 ed è esclusivamente di volontari operativi e della terza età. Abbiamo la fortuna di avere 2000 e più di 2000 persone che sono associate alla nostra associazione, e quali versano tutti gli anni un contributo di 10 euro, e con questi soldi noi integriamo quello che il Banco Alimentare non riesce a darci, perché è normale, capito? Perché quando si seguono così tante famiglie, così tante realtà, c'è bisogno sempre del di più, e poi soprattutto di creare una costanza, perché non si possono pensare di avere dei cali di tensione nelle forniture, perché la gente che si rivolge a noi è perché ha bisogno e non certamente perché si sta divertendo o altre cose. Il Banco Alimentare per noi è fondamentale, il Banco Alimentare, AGEA, la Comunità Europea sono fondamentali aiuti, perché ci danno quei prodotti di qualità che altrimenti non potremmo permetterci, perché logicamente tutto questo ha tutto un valore economico, e il valore economico purtroppo si deve sostenere. Il Banco Alimentare è una pietra, diciamo, una fondamento, una trave portante di Bandiera Gialla e della sua attività. E questo è per noi un punto di riferimento costante, anzi grazie ai rapporti umani che si sono creati tra di noi, perché alla fine i 90 e i 100 km di distanza sono nulla rispetto al rapporto umano che si è creato con tutti gli operatori del Banco Alimentare.